Buonasera, ben collegati con la palestra Dorando Pietri di Viareggio. Sta per avere inizio l'incontro di hockey su pista fra la SPV Viareggio e il Prato, valevole per la sesta giornata del girone B del campionato di Serie A2. Vedete le squadre che sono già in pista e che sono accompagnate dai bambini del settore giovanile della SPV Group. Chi vi parla è Giulio Arnolieri, la trasmissione è curata per quanto riguarda la regia da Walter Cortesi e le riprese sono di Gabriele Bandini. Vediamo intanto le formazioni delle squadre, iniziando dalla formazione ospite, ovvero sia dell'Hockey Prato 1954, con il numero 1 Alessandro Vespi, numero 4 Oscar Barbani, numero 99 Andrea Poli, numero 6 Tommaso Benelli, numero 8 Lorenzo Mugnai, numero 5 Maurizio Valdesi, numero 3 Lorenzo Capuano, numero 21 Alberto Capuano, numero 11 Andrea Santoro, numero 10 Francesco Vespi. L'allenatore è il signor Tommaso Bianchi. Per quanto riguarda invece la formazione della SPV Group Viareggio Hockey, con il numero 1 Filippo Poletti, numero 29 Lorenzo Cortesi, numero 9 Jonas Cinquini, numero 4 Brando Del Medico, numero 6 Lorenzo Toti, numero 27 Cristian Tomei, numero 12 Francesco Poletti, numero 7 Mattia Spagnuolo, numero 18 Mattia Bicicchi, numero 54 Jacopo Mascherpa, allenatore il signor Alessandro Martini, l'arbitro è il signor Fabio Veluti di Lodi, arbitro ausiliario al tavolo dei cronometristi il signor Alessandro Capparelli di Viareggio. Bene, siamo pronti per iniziare tra qualche minuto la telecronaca diretta. Dovrei avere, se riusciamo a recuperarlo, il supporto tecnico di Riccardo Biancucci, che già in una precedente telecronaca si era ben comportato, non ha ancora comunque raggiunto la nostra postazione. Comunque le squadre stanno completando i saluti rituali a inizio a centropista. Intanto diamo un'occhiata a quelle che sono le partite odierne. Una è già stata giocata parecchio tempo fa, Salerno-Sarzana 8-4, si gioca stasera anche Camaiore-Matera, mentre alle 18 è iniziata Follonica-Pumas, riposa il Castiglione. In classifica del girone B con 12 punti ci sono Castiglione, Matera e Sarzana, con il Sarzana che ha una partita in più, con 9 punti il Camaiore e la Pumas, entrambe a 4 partite, con 3 punti Prato, Follonica e Salerno, 0 punti l'SPV, che quindi stasera cercherà di ottenere i primi punti di questo girone. Vediamo quali sono i quintetti, intanto diamo un'occhiata a quello del Prato. Fra i pali dovrebbe esserci il portiere numero 1, ovvero sia uno dei due fratelli Vespi, per la precisione Alessandro. Poi abbiamo proprio davanti alla nostra postazione il numero 3 Poli, no scusate, non è il numero 3 Poli, ma è il numero 3 Lorenzo Capuano. Poi con il numero 99 Andrea Poli, con il numero 5 Maurizio Valdesi e con il numero 4 Oscar Barbani, che infatti assomiglia abbastanza al padre Federico, che è stato un grande giocatore di hockey negli anni, diciamo nel secondo millennio, diciamo così. Fra i pali invece c'è il portiere con il numero 10, quindi Francesco Vespi, mentre il fratello con il numero 1 è il capitano. Per quanto riguarda l'SPV, fra i pali Poletti, poi Cortesi, Spagnuolo, con il Cortesi 29, Spagnuolo numero 7, con il 12 Francesco Poletti, il portiere Filippo, e poi con il numero 18 Bicicchi. Iniziata la partita, come vedete, Barbani che si porta prova a portare in avanti la sfera, la conclusione termina sopra la traversa, viene recuperata dalla formazione viareggina con il capitano Francesco Poletti, una SPV che reduce da una settimana tormentata dai malanni di stagione che hanno colpito
buona parte della squadra. La conclusione intanto di colpito buona parte della squadra. La conclusione intanto Francesco Poletti. Praticamente metà della rosa è stata colpita dalle forme influenzali di stagione, mentre dicevo di Riccardo Biancucci che non è ancora ripreso a giocare per un'altra malattia che lo aveva bloccato praticamente già nel periodo natalizio. Comunque Francesco Poletti, Bicicchi prova la conclusione, contratto da Barbani, la pallina si alza, rimessa in favore della squadra di casa. Cortesi, Bicicchi per la rimessa in gioco. Sono passati 90 secondi all'inizio della partita. Conclusione di Francesco Poletti, parata dal portiere Vespi, recupera la difesa ospite con il numero 5, eccolo qua, che riceve ancora. Adesso è in possesso di palla Lorenzo Capuano, conclusione sul fondo, poi recupera Francesco Poletti, va dietro porta, ancora in possesso di palla, chiama il suo supporto Bicicchi, metà pista, poi Spagnuolo alla conclusione, c'è una deviazione che però mette la pallina fuori dallo specchio della porta, la deviazione è stata del numero 3 Lorenzo Capuano. Poi troppo lungo il passaggio dello stesso Capuano, che viene così recuperato dall'SPV. Francesco Poletti, Bicicchi appoggia su Cortesi, poi ancora Francesco Poletti, Spagnuolo alla conclusione, buono, cerca la deviazione Bicicchi, anticipato dal portiere, ancora comunque in possesso di palla l'SPV, che in teoria dovrebbe aver riguadagnato i 45 secondi, ma evidentemente non c'è stato l'intervento del portiere. Riparte il Prato, conclusione del numero 5 ospite, ovvero sia Baldesi, attaccante decisamente pericoloso, uno dei migliori realizzatori del Prato nelle ultime stagioni. Poi Francesco Poletti, Bicicchi potrebbe tirare, va a chiudergli bene lo specchio della porta Capuano, recupera, o meglio serve indietro Cortesi, poi ancora Francesco Poletti, conclusione fuori, forse deviata, Capuano, ancora Capuano, supera la metà pista in questo momento, chiama a supporto Mugnai, no scusate, Baldesi ancora, Barbani, difficoltà nel controllo della pallina, la recupera Bicicchi, poi sul centro c'è Poletti, Bicicchi si allarga, spiazza il portiere ma poi non riesce a finalizzare il tiro. C'era anche Poletti, riparte ancora l'SPV che ha iniziato decisamente bene la partita. Alla conclusione la palla finisce fuori del rettangolo di gioco, colpisce il muro dietro la porta ospite e quindi verrà rimessa dalla squadra del Prato con Baldesi. Da questi a Barbani, ancora Baldesi in possesso di palla, Capuano, niente di fatto, si riprende con una rimessa in gioco in favore dell'SPV, battuta da Spagnuolo, Cortesi in avanti per Bicicchi, ancora Cortesi, se ne sono andati quasi 5 minuti nel primo tempo, 0-0 il risultato, nessun fallo di squadra fischiato per il momento. Francesco Poletti, Cortesi ancora, siamo come vedete nella zona di centropista, Poletti molto chiusa la difesa del Prato, in questo momento Baldesi fa buona guardia e recupera per i suoi. Capuano, serve Barbani, ha difficoltà nel controllo, su di lui c'è Bicicchi, ancora in possesso di palla Capuano, scusate Barbani, Capuano adesso,
Ricordo che il numero 3 Lorenzo Capuano, l'altro Capuano per il momento è in panchina, e recupera ancora la SPV con Cortesi. Cortesi cerca di trovare lo spazio per tirare, niente di fatto, ancora comunque in possesso di palla l'SPV, in dubbio il maggior possesso per quanto riguarda la squadra di casa, che però non ha ancora creato pericoli grossi per la porta difesa da Vespi. Ancora Biscicchi, Francesco Poletti si accentra, chiuso per la conclusione, riesce comunque a effettuarla, para Vespi, ancora Poletti, poi Cortesi, Poletti, serve e buon servizio per Biscicchi, che è bravissimo a girarsi e a battere il portiere Vespi, quindi vantaggio per Poletti. Serve e buon Biscicchi che si è girato rapidissimo. Il gol è venuto al 6° minuto e 22 secondi, quindi SPV avanti per 1-0 segnata da Mattia Biscicchi. Tra l'altro una rete che assomiglia a una delle segnature di Ambrosio nell'ultima partita del Forte Renami di Serie A, anche lì era spalle alla porta, si è girato rapidamente, ha infilato fra palo e portiere. Bel gol di Mattia Biscicchi. Time out chiesto dalla formazione del Prato, era già stato chiesto prima dell'interruzione legata al gol. Non ci sono modifiche nel quintetto viareggino, vediamo se ci sono in quello ospite, non mi pare, no, stessi quintetti riprendono il gioco. 18 minuti e 38 secondi alla fine del primo tempo, 1-0 in favore dell'SPV, gol di Biscicchi. Rimesso in gioco adesso, riceve Baldesi, supera la metà pista, va alla conclusione, pronta la risposta di Filippo Poletti, e Cortesi riporta in avanti la sfera. Ancora Cortesi, Francesco Poletti, Spagnuolo, Poletti, ancora Spagnuolo, cambiano i due, conclusione molto violenta di Francesco Poletti, c'è una rimessa in favore del Prato, rimessa da Barbani per Baldesi, si avvia verso la metà pista, la supera in questo momento servendo Capuano, da questi ancora Barbani, ha di fronte Biscicchi, serve di nuovo Capuano, prova la conclusione da fuori mentre c'era la possibilità di intervento di Baldesi, niente di fatto, riparte l'SPV. Cortesi serve sulla metà pista, Poletti controlla male Spagnuolo e la pallina fuori dal rettangolo di gioco, rimessa dal Prato, già fatta. Da Barbani a Capuano, da questi a Baldesi. Prova ancora a ripartire da dietro Baldesi, fa più di metà della pista, cerca un compagno al centro, lo trova in Barbani, il cui tiro viene parato da Poletti. Dalla parte opposta velocissimo Spagnuolo, tiro parato da Vespi, rapido capovolgimento di fronte con due tiri entrambi parati, uno per parte dai due estremi difensori. Ancora la squadra viareggina che manovra, Francesco Poletti, il goleador della formazione dell'SPV con 12 reti, scivola Baldesi, il tiro di gioco fermo, il tiro di Cortesi era stato ribattuto, poi c'è il primo fallo di squadra fischiato contro il Prato per un fallo su Spagnuolo,
quindi al 16, quando mancano 16 minuti e 23 secondi alla fine del primo tempo, con l'SPV in vantaggio per 1-0. Il primo fallo di squadra l'ha commesso il Prato. Rimessa in gioco Cortesi per Poletti, cerca di liberarsi, siamo agli ultimi secondi, c'è la conclusione, para il portiere che ha fatto riguadagnare 45 secondi all'SPV, ma la pallina è in possesso del Prato. Baldesi Poli, che adesso è in posizione più arretrata, mentre fino ad ora è sempre stato un po' l'ultimo uomo. Ancora Poli, prova a partire, si scontra con Spagnuolo, mantiene possesso di palla la squadra ospite. Conclusione di Baldesi sul fondo, poi la conclusione di Poli sulla ribattuta della balaustra, anche questa che colpisce questa volta fuori, colpendo l'esterno della rete. Baldesi riporta in avanti la sfera per i suoi, poi serve Barbani, cerca di farsi luce, serve Capuano, poi girata di Baldesi in area, niente di fatto, ancora l'SPV che recupera. Bicicchi, l'autore del gol, Francesco Poletti, Spagnuolo alla conclusione, bella la risposta di Vespi, ancora comunque in possesso di palla dell'SPV, che ha riguadagnato i 45 secondi, perché ci sono le azioni a tempo, quando il portiere avversario effettua una parata si riparte dai 45 secondi per la squadra che attacca. Poletti, ancora Poletti, Cortesi, da Cortesi a Spagnuolo. Siamo, come vedete, ancora nella zona centrale della pista, perché molto chiuso il prato non permette di provare il tiro. Infatti in questa circostanza il tiro di Francesco Poletti è stato ribattuto da Barbani. Poi comunque niente di fatto nell'attacco del Prato e Francesco Poletti fa tutta la pista. Gran conclusione di Francesco Poletti, che Vespi para con il guantone. Dalla parte opposta Capuano si trova a tu per tu con il portiere Filippo Poletti. Il tiro è stato deviato e quindi la rimessa dovrebbe essere in favore del Prato, perché si è alzata la pallina che è finita fuori del rettangolo di gioco, anzi è finita sulla rete di protezione, quindi ci vorrà il prossimo time out probabilmente per recuperarla. Rimessa in favore del Prato, vedete sulla palla Poli, dietro a lui Baldesi, in posizione più arretrata Barbani e Capuano. Rimessa in gioco adesso, riceve Baldesi, cerca di liberarsi, o meglio di liberare il compagno in area, niente di fatto, recupera la difesa Viareggina con Poletti, buon lavoro di Poletti, tiro ribattuto, recupera Bicicchi, è entrato Cinquini al posto di Spagnuolo nelle file dell'SPV, numero 9 Jonas Cinquini. Francesco Poletti, controllo difettoso, riparte Baldesi, Capuano, ancora Baldesi. Quindi è stato fino a questo momento, quando sono passati 12 minuti dall'inizio del primo tempo, un solo cambio fra le due squadre, la sostituzione di Spagnuolo con Jonas Cinquini, che ruba palla adesso a Capuano, serve Poletti, Bicicchi, Cortesi, ancora in possesso di palla la formazione di casa, che ricordo conduce per 1-0, gol di Bicicchi. Barbani frana addosso a Francesco Poletti, poi c'è il tiro parato e probabilmente c'è stata una spinta su Cinquini non rilevata comunque dall'arbitro. Si è continuato a giocare il tiro del Prato, adesso c'è il fallo di Bicicchi, c'è stato qualche scambio di colpi un po' maschio in questi ultimi frangenti, prima su Cinquini non rilevata, adesso su dalla parte opposta su Poli. È il primo fallo di squadra anche per l'SPV. Siamo alla metà esatta del primo tempo, 12:30, 1-0 il risultato in favore dell'SPV.
Intanto il Prato cerca ancora una conclusione, la trova ma niente di fatto. Recupera la sfera ancora il Prato con Capuano che anticipa Poletti in fase un po' confusa in questa circostanza. Cinquini cerca di dare ordine alla manovra dei suoi. Cortesi si prepara a entrare per l'SPV il numero 6, dovrebbe essere Toti. E c'è il gioco fermo con una rimessa in gioco in favore della squadra di casa. Per il momento non è stato ancora effettuato il cambio. Cortesi riceve da Cinquini, poi per Francesco Poletti, da questi a Bicicchi. Ancora Cortesi, fa filtrare la pallina, non l'aggancia Cinquini, in lotta con Poli, poi Baldesi, no Barbani, Baldesi adesso, cambio nelle file del Prato, è entrato il numero 11, è Alberto Capuano, no questo è il 21, è Santoro, numero 11, al posto di Poli. Conclusione sul fondo di Capuano, recuperata da Bicicchi, prova a ripartire l'SPV, è un po' allungato il Prato, bisognerebbe accelerare per la conclusione, niente di fatto, ormai ha ripreso posizione la formazione ospite, comunque possesso ancora in favore della SPV, 30 secondi da giocare prima dell'antigioco, poi tiro deviato dal portiere Vespi e riparte il Prato. Time out chiesto dalla SPV quando si interromperà il gioco. Intanto manovra il Prato, finta il tiro il numero 3 Capuano, poi lo effettua e finisce alto. Ancora in possesso di palla Barbani, indietro, troppo lungo il passaggio per Capuano, andrà probabilmente in antigioco, infatti così è, e quindi c'è il time out chiesto dall'SPV. Gioco fermo, siamo a 10 minuti e 09 al termine del primo tempo, 1-0 in favore dell'SPV risultato, un fallo di squadra per parte e non c'è comunque tempo di recuperare ancora la pallina, che verrà probabilmente recuperata nell'intervallo. Primo tempo che fino a questo momento l'SPV conduce abbastanza meritatamente, anche perché ha gestito, diciamo, abbastanza di più il gioco come possesso di palla. Ovviamente essendo la squadra di casa è anche abbastanza logico, per di più su una pista che conosce molto bene e che ha caratteristiche non sempre facili da gestire per le squadre avversarie, sia per le dimensioni sia per il fondo. Comunque è entrato Toti nelle file dell'SPV, è entrato al posto di Bicicchi, l'autore del gol. Finito il time out, si riprende con una rimessa in avanti per la squadra di casa. Sulla pallina Cinquini, vicino a lui Toti, il nuovo entrato, che riceve la palla. Serve, buono il passaggio di ritorno, un bello schema offensivo dell'SPV che ha liberato al tiro Toti, la cui conclusione è finita fuori. Bella azione offensiva viareggina, una triangolazione, gioco fermo e c'è un fallo fischiato ancora alla SPV, il secondo fallo di squadra commesso dai viareggini. Cortesi nella fattispecie su Barbani, proprio Barbani va alla conclusione, Poletti allunga la pallina prima che possa arrivarci Capuano. Ancora in possesso di palla comunque il Prato, che chiaramente cerca di insistere di più per raggiungere il pareggio. Ancora la formazione ospite,
Baldesi scivola, Poletti recupera la posizione, pallina allungata indietro, poi Capuano avanti per Barbani, da questi a Santoro. Conclusione da grande distanza nettamente fuori, riparte l'SPV. Dalla parte opposta il tiro è di Francesco Poletti con deviazione e parata, riparte la squadra del Prato. Santoro cerca di far un compagno da servire, è costretto a retrocedere con il passaggio per Barbani sulla metà pista, da questi a Capuano, una pallina deviata viene mantenuta in proprio possesso da Barbani che poi la perde, Poletti la conclusione, poi sulla seconda conclusione arriva Toti e la pallina finisce di poco fuori. Ancora un pericolo per la porta ospite con l'SPV che legittima ulteriormente il vantaggio, e c'è invece subito la traversa di Baldesi che legittima ulteriormente il vantaggio, e c'è invece subito ancora mai stato traversa di Baldesi. Poletti sembrava che non ci potesse arrivare, comunque è andata bene per l'SPV che prova a ripartire ma niente di fatto. Santoro, Barbani, ancora Barbani va sul fondo, marcato a distanza da Toti, gli arriva in aiuto anche Capuano, ancora Barbani, pallina servita con le spalle al proprio compagno Capuano, poi Baldesi, conclusione dalla propria area di porta, tiro fuori recuperato da Barbani, parato. 7 minuti alla conclusione, Cortesi cerca di, non si capiva se era un tentativo di passaggio o una conclusione, comunque Vespi ha parato. Poi dalla parte opposta, attenzione, bravissimo Poletti a chiudere lo specchio della porta su Barbani, avevano cambiato gioco completamente da una parte all'altra, è stato ottimo il movimento di Poletti a chiudere, poi c'è un po' di ostacolazione e infatti il fallo già fischiato, batte troppo precipitosamente l'SPV regalando la pallina al Prato, si sgola Alessandro Martini e dalla parte opposta ancora Poletti esce bene incontro a Santoro. Cinquini, Cortesi insieme a Francesco Poletti ha giocato tutto il primo tempo fino a questo momento, ovviamente più il portiere. Francesco Poletti va alla conclusione, tiro sporcato, non entra nello specchio della porta. 6 minuti e 20 da giocare, 1-0 per l'SPV. Ancora Cortesi, su di lui Barbani, ancora l'SPV in possesso di palla, al tiro di Cortesi ribatte Barbani, poi esce Baldesi con la pallina, dalla parte opposta c'è un po' di pasticci con una conclusione di Santoro, niente di fatto. Ancora sfuma l'azione offensiva della Prato, ha chiesto un altro time out Martini. 5 minuti e mezzo, Cortesi, Poletti, ancora Cortesi, di nuovo per il numero 12, capitano della squadra Viareggina. 20 secondi per concludere l'azione a disposizione dell'SPV, va alla conclusione Toti, ribattuto, parte il numero 8 che è entrato da pochi istanti nelle file del Prato, poi finiscono a terra 2 giocatori del Prato, gioco fermo, time out, un fallo di squadra assegnato all'SPV, intanto è entrato il numero 8 Mugnai. Gioco fermo, time out chiesto dall'SPV e il fallo di squadra è stato assegnato contro il Prato, quindi 3 falli di squadra commessi dal Prato, 2 dall'SPV,
5 minuti e 6 secondi al termine del primo tempo, risultato ancora di 1-0 in favore dell'SPV, grazie al gol segnato da Bicicchi al sesto. Vediamo, il time out sta per concludersi. Vediamo se ci sono novità nelle file viareggine. Non mi pare, è uscito Cortesi ed è rientrato Bicicchi, quindi Bicicchi, Toti, Francesco e Filippo Poletti e Cinquini. Per quanto riguarda il Prato non ci sono novità rispetto alla squadra che ha concluso l'azione prima del time out, quindi con il subentro del numero 8 Mugnai. Gli altri sono Santoro, Baldesi e Barbani. Riparte l'SPV, si allarga Francesco Poletti, marcato strettamente, però riesce a tirare, la palla viene rimpallata, rimbalza davanti alla porta, ma l'allontana la difesa del Prato, che poi cerca di perfezionare il rinvio, ma deve essere ripreso il gioco quando fischia l'arbitro, fatto in questo momento. Barbani, Mugnai, ancora Barbani, Mugnai scambiano, poi Baldesi, Barbani dalla propria metà pista, supera la metà campo, ma in passaggio intercettato da Cinquini, recupera ugualmente Barbani, in lotta ancora con Cinquini, sgomitano tutti e due come anche nelle azioni precedenti. C'è una mischia davanti alla porta di Poletti che riesce a sbrogliare, poi è Toti che recupera in avanti per Cinquini, ancora Cinquini per Francesco Poletti. Bicicchi, 3 minuti e 45 alla fine del primo tempo. Francesco Poletti, ancora la squadra di casa che gestisce il gioco. Manca, finita 2 secondi alla fine dell'azione viareggina. Quindi prova a far deviare al portiere, non ci riesce la squadra viareggina e quindi la palla ritorna al Prato con Baldesi. Ancora Baldesi prova lo spunto personale, c'è il pareggio con Baldesi che ha servito il numero 11 Santoro, che dovrebbe avere, sì, infatti il pareggio è stato giustamente assegnato a Santoro. 1-1, si prova lo spunto personale, c'è il pareggio con Baldesi e pareggio di Santoro. Il gol è venuto al 22esimo. Dalla parte opposta ancora il Prato pericoloso, con una bella uscita di Poletti a fermare il tiro di Mugnai. E quindi Prato ha riequilibrato le sorti dell'incontro con una azione offensiva condotta da Baldesi e finalizzata sotto porta da Santoro. Ruba palla Francesco Poletti, ma non riesce a perfezionare. 2 minuti e 10 da giocare ancora nel primo tempo. Se ne va Baldesi in una posizione simile a quella precedente, dà una bella palla
con le spalle al compagno, la conclusione è stata parata da Poletti. Poi dalla parte opposta Cinquini, che arriva al momento di concludere, non riesce a indirizzare la pallina, poi gioco fermo, c'è uno scontro fra Santoro e Bicicchi, che resta a terra, gli è caduto praticamente addosso, non dovrebbe comunque essere nulla di grave. Gioco fermo è il fallo di squadra fischiato contro il Prato, quarto fallo di squadra per il Prato, 2 per l'SPV, 1 minuto e 50 da giocare, 1-1 il risultato, rimessa in gioco in favore dell'SPV, mentre nel Prato è entrato anche il numero 6 Benelli. Non ci sono state più modifiche nell'SPV, che presumibilmente, salvo imprevisti, finirà con questo quintetto il primo tempo. Ancora Bicicchi scambia con Poletti, Bicicchi ancora, chiaramente la gestione dei cambi dell'SPV. Stasera c'è il gol di Francesco Poletti, un missile dalla metà pista che riporta in vantaggio la formazione di casa. Ha visto dei cambi dell'SPV. Stasera c'è il gol di Francesco Poletti, un 23esimo e 39, scusate, e quindi Poletti riporta in vantaggio l'SPV a poco più di un minuto dal pareggio del Prato. Del Medico è entrato in questo momento nelle file, quindi smettendo quello che avevo detto, e dicevo che la gestione dei cambi dell'SPV di questa sera dovrà essere forzatamente diversa dal solito, perché con vari giocatori che sono reduci da una forma influenzale il fiato potrebbe non essere quello consueto. Fra i colpiti ci sono Cinquini, Cortesi, il portiere Poletti. Siamo all'ultimo minuto, 40 secondi, il Prato in possesso di palla, cercherà, non può arrivare all'ultimo tiro perché ha riconquistato la palla l'SPV, comunque non avrebbe potuto tenere palla fino alla fine il Prato. Francesco Poletti, quindi ora è l'SPV che invece, essendo in vantaggio, prova a gestire. Bicicchi, Del Medico, poi Poletti, 10 secondi ormai, può chiudere con il possesso di palla l'SPV, quindi non ha rischi di perdere la pallina, però il tiro termina sul fondo, ma non c'è tempo per fare altro. Il primo tempo si chiude con il risultato di 2-1, vantaggio di Bicicchi, pareggio di Santoro, nuovo vantaggio di Poletti, da segnalare una traversa di Baldesi per il Prato, mentre per quanto riguarda i falli di squadra, 4 quelli commessi dagli ospiti, 2 dall'SPV. Ci risentiamo fra qualche minuto per il secondo tempo.
Bene, siete di nuovo collegati con la palestra Dorando Pietre di Viareggio per il secondo tempo dell'incontro di hockey su pista fra l'SPV Group, S Viareggio Hockey e il Prato. Il risultato dei primi 25 minuti 2-1 in favore della formazione di casa. Chi vi parla è Giulio Arnolieri, che in questo secondo tempo sarà coadiuvato da due esperti del settore, ovvero sia due giocatori della formazione viareggina. Uno è recidivo perché è già stato a darmi una mano in una precedente partita, ovvero sia Riccardo Biancucci, e l'altro invece è Giovanni Pesavento. Allora, intanto, già che la partita gli spettatori la vedono, un vostro commento sul primo tempo. Io ho detto che secondo me, ora al di là che siamo tutti un po' più schierati da una parte, però mi sembrava tutto sommato giusto il vantaggio dell'SPV. Riccardo? Sì, dal nostro punto di vista per ora è stata una partita ottima, possiamo dire, perché la stiamo gestendo e la stiamo gestendo bene, quindi possiamo essere abbastanza soddisfatti. Abbiamo avuto, diciamo, una distrazione in difesa che ci ha causato il gol, però, diciamo, tutto sommato possiamo essere abbastanza contenti. Abbiamo trovato due ottime conclusioni, quindi direi di sì, possiamo essere contenti. E Giovanni? Sì, vantaggio giusto, soprattutto perché il Prato magari appena palla tenta di andare subito alla conclusione, mentre l'SPV cerca un possesso sempre un po' più ragionato, e quindi sì, penso che il vantaggio si rispecchia anche su questa cosa. Entriamo in cronaca. C'è stata una bella azione viareggina che ha dato quasi l'impressione che la pallina avesse colpito il palo, e adesso la squadra di Alessandro Martini sta gestendo la pallina con Bicicchi. Diamo anche un'occhiata a quelli che sono i quintetti per quanto riguarda la SPV. Filippo Poletti fra i pali, Cortesi, Bicicchi, Del Medico e Francesco Poletti. Per quanto riguarda il Prato, il numero 10 fra i pali Francesco Vespi, poi con il numero 21 Alberto Capuano, poi Poli con il numero 99, Baldesi con il numero 5 e l'altro Capuano con il numero 3, ovvero sia Lorenzo. Quindi due Capuano in pista, due fratelli da una parte e due dall'altra. Questo è il numero 3, Lorenzo Capuano, che serve Baldesi. Da lui l'assist che ha consentito a Santoro di segnare il momentaneo pareggio. Adesso c'è un scontro difensivo, poi Cortesi supera la metà pista, passaggio in avanti da Cortesi per Bicicchi, controllo difettoso, riparte il Prato, niente di fatto, non riesce a servire Baldesi il proprio compagno. Poi dalla parte opposta Francesco Poletti. Ricordo che in classifica il Prato ha 3 punti, l'SPV ancora 0, quindi è una partita molto importante per ambedue le squadre, perché un pareggio lascerebbe le cose immutate, una vittoria dell'SPV porterebbe all'aggancio dei viareggini, una vittoria degli ospiti porterebbe invece il Prato ad allungare il proprio vantaggio rispetto alla squadra di casa. Bicicchi per Francesco Poletti, Del Medico, da questi a Cortesi, ancora Del Medico per Cortesi, prova la conclusione Cortesi con il guantone, para Vespi, recupera Bicicchi, finisce a terra Del Medico, ancora in possesso di palla l'SPV. Poletti, Cortesi, ancora Bicicchi, tiro di Bicicchi parato da Vespi, recupera ancora Bicicchi, azione molto insistita della formazione viareggina. Sono passati quasi 5 minuti dall'inizio del secondo tempo, il risultato è quello del primo tempo, ovviamente 2-1 in favore dell'SPV. Anche i falli di squadra sono quelli del primo tempo, 4 commessi dal Prato, 2 dall'SPV. SPV che manovra con Del Medico per Cortesi, poi Bicicchi che chiama a sostegno Francesco Poletti, due autori delle reti viareggine. Bicicchi
e Poletti, conclusione di Bicicchi sul fondo, recupera però lo stesso Bicicchi che difende la pallina dall'intervento di Alberto Capuano. E adesso il Prato che prova a ripartire proprio con lo stesso numero 21 Alberto Capuano, da questi a Poli, poi ancora Alberto Capuano, Baldesi, ancora il Prato riprova con Poli, va a disturbarlo vittoriosamente Cortesi, recupera Bicicchi, serve ancora Cortesi, la conclusione parata da Vespi e poi riparte il Prato con Capuano. Ottimo l'intervento difensivo di Bicicchi e riconquista la pallina l'SPV quando sono passati 5 minuti e mezzo dall'inizio del secondo tempo. Una SPV, dicevo, durante il primo tempo che ha avuto una settimana abbastanza difficile dal punto di vista dello spogliatoio, perché c'è stati parecchi malati, come penso testimoniate anche voi due. Sì, io mi sono sentito male a Matera, l'ultima giornata a Matera, e sono stato male tutta la settimana. E anche Pippo Poletti, il portiere, è stato male, Cortesi è stato male, insomma siamo un po' decimati, però siamo qui e per ora sta andando bene, quindi possiamo essere soddisfatti. Pesavento anche lui reduce da malanni. Sì, sabato sera ho avuto un po' di febbre e ho dovuto saltare le 17, una partita in Serie B. E intanto è arrivata la terza rete Viareggina con un perfetto contropiede orchestrato da Francesco Poletti e concluso da Cortesi. Ho un po' di febbre e ho dovuto saltare le 17, una partita in Serie B. Dopo 6 minuti e 30, quindi doppio vantaggio per la formazione viareggina, un gol importante anche se manca veramente ancora tantissimo alla conclusione, e il Prato subito fa vedere di essere vivo con una conclusione di Baldesi che trova pronto Filippo Poletti alla parata. Cortesi l'autore del gol, Bicicchi l'autore del primo gol e adesso Poletti che il gol ha segnato il numero 2. Del Medico, Cortesi, ancora Cortesi riesce a mantenere il possesso di palla nonostante l'intervento di Lorenzo Capuano. Poletti ancora, conclusione, ma c'è un fallo fischiato alla formazione viareggina che ne aveva già commesso uno poco fa, e quindi la situazione dei falli di squadra a 17 minuti e 50 dalla conclusione è di 4 per parte, mentre il risultato, lo ripeto, è cambiato poco fa con la terza rete dell'SPV messa a segno da Cortesi. Girata di Poli, la palla va fuori del rettangolo di gioco senza deviazione per l'arbitro e quindi deve rimettere in gioco la formazione di casa, con l'arbitro che dice che fischia lui e lo fa in questo momento. Del Medico supera la metà pista, chiama in azione Cortesi, va alla conclusione Cortesi, tiro fuori, forse una deviazione della difesa del Prato. Capuano gira rapidamente la pallina, Baldesi non arriva in tempo, l'altro Capuano, Alberto, e quindi recupera l'SPV che con 2 reti di vantaggio deve cercare più che altro il gioco ragionato più che tentare le partenze a testa bassa, anche se chiaramente in una pista. Buon lavoro di Cortesi che poi va anche alla conclusione con bella parata di Vespi dalla parte opposta bassa, anche se chiaramente in una pista. Buon lavoro di Cortesi che poi va anche alla riporta in avanti i suoi, va alla conclusione, molto bravo Vespi, aveva praticamente lo specchio della porta aperto, è stato bravo Vespi a parare, poi c'è un controllo difettoso di Baldesi, finisce a terra Del Medico, forse un intervento dubbio c'era stato, comunque l'arbitro lo fa continuare. Chiamo
non è facile gestire il vantaggio in una pista come questa qua, abbastanza piccola, no? Cioè non c'è da pensare a amministrare, c'è da pensare a continuare a giocare di solito. Sì, anche perché proprio perché la pista è piccola, magari se sbagli una palla è subito un'occasione che può portarti al pareggio, e con queste squadre che stanno un po' chiuse in difesa devi stare sempre all'occhio, non devi mai calare di attenzione. Riparte ancora la formazione di Viareggina, che comunque sta continuando a sviluppare il suo gioco senza, diciamo, cali di tensione fino a questo momento. Tanto c'è un time out chiesto da un po' di tempo dal Prato, ma ancora il gioco non è stato fermato. Veloce Francesco Poletti, però Vespi è ben appostato sul palo alla sua destra. Niente di fatto, riparte comunque la squadra. Ottimo intervento difensivo di Cinquini, che era appena entrato a riportare in avanti i suoi. È un buon momento per l'SPV, che potrebbe anche cercare di raccogliere i frutti di questo momento decisamente positivo del medico. Poletti, Cinquini, ancora Poletti che riceve in posizione arretrata. Cinquini è entrato al posto di Cortesi, uno dei giocatori, dicevamo prima, che ha avuto problemi di malanni stagionali, che quindi probabilmente non ha la tenuta che avrebbe di solito. Cinquini prova l'alza e schiaccia, para Vespi, riparte Capuano, Lorenzo, e ancora sono praticamente 3 minuti che si gioca e il time out non è ancora stato, il Prato non ha ancora potuto usufruire del time out. Controllo difettoso di Baldesi inseguito da Cinquini, poi Lorenzo Capuano, anzi Alberto Capuano, non riesce a gestire la palla in avanti e riparte l'SPV. Francesco Poletti. 11 minuti sono passati esatti dall'inizio del secondo tempo. Cinquini cerca il passaggio per Poletti, intercetta Alberto Capuano e quindi riparte il Prato con l'altro Capuano, Lorenzo, con il numero 3. La famiglia Capuano sfiora il gol. Prima Alberto per il passaggio per Lorenzo, e poi c'è una trattenuta abbastanza vistosa. Protestano i giocatori del Prato. Mi sembra che però la decisione dell'arbitro in questa circostanza sia giusta, perché c'era stato sì lo scontro prima, ma poi è stato vistosamente strattonato tenendolo per la racchetta il giocatore viareggino. Quindi è il quinto fallo di squadra commesso dal Prato, 4 quelli dell'SPV. 13 minuti e 31 secondi da giocare, 3-1 il risultato in favore della formazione di casa, con un SPV che continua, mi pare, a gestire abbastanza bene il gioco. Sì, appunto sta continuando a giocare nonostante il vantaggio dei gol, e buono anche per la squadra aver sempre, diciamo, sulle gambe la partita e essere sempre connessa. Dunque, non ci sono sostituzioni nelle file viareggine, quindi 2 Poletti, Del Medico, Bicicchi e Cinquini. Dalla parte opposta il numero 10, ovvero sia Alessandro Vespi, no, Francesco Vespi, di Alessandro chissà dove me lo sono levato. Poi il numero 5 Baldesi, il numero 4 Barbani, che era entrato in pista, il numero 11 Santoro, e poi Lorenzo Capuano. Quindi si è ritornati praticamente a un quintetto quasi simile a quello iniziale. L'unica differenza è Santoro al posto di Poli, di quello che era il quintetto iniziale del primo tempo. Quindi mischia le carte l'allenatore del Prato per cercare di riportare sotto la propria squadra. Ricordo che quest'anno il girone B del campionato di Serie A2 ha solo 9 squadre, quindi non ci saranno retrocessioni, per cui anche l'ultima posizione di classifica è meno, diciamo, calda rispetto a quello che sarebbe se ci fosse la retrocessione. E tanto una conclusione dalla metà pista dell'SPV comparata di Vespi. Barbani porta in avanti la sfera, da Capuano a Baldesi, poi ancora
Barbani è un po' una costante della formazione del Prato. Nel primo tempo c'era stato Poli come giocatore ultimo terminale offensivo, adesso c'è Santoro che nel primo tempo proprio da quella posizione lì è riuscito a segnare il gol del momentaneo pareggio della squadra ospite. Cinquini riporta in avanti la sfera, lunghissimo il passaggio per Bicicchi che cerca di gestirla la sfera, ma poi viene anticipato da Baldesi. Dalla parte opposta fermato al limite dell'area il Prato, poi la conclusione arriva da parte di Baldesi con parata di Filippo Poletti. Santoro finisce a terra, l'arbitro lascia correre, intervento di Cinquini che poi serve del medico. Da questi a Francesco Poletti, poi ancora Cinquini che cerca di girare dietro la porta ma viene fermato da Baldesi. Da questi in avanti con a sua volta Cortesi fermato da Poletti. È Poletti, Francesco Poletti al tiro con Vespi che para. Riparte Capuano. Fermato ancora da Francesco Poletti, fa buona guardia alla difesa viareggina. Vediamo la conclusione, forse poteva magari cercare di servire un compagno, c'erano alle ali Cinquini e del medico. Poi dalla parte opposta il Prato ancora in avanti con Capuano, Baldesi, Barbani, ancora Capuano, Baldesi, 11 minuti ancora da giocare, 3-1 il risultato per la formazione di casa. C'è stato un bel servizio di Barbani per Baldesi, ha sorpreso la difesa viareggina ma ha sorpreso un po' anche il compagno di squadra che non ha avuto la possibilità di recuperare immediatamente. Poi riparte l'SPV con Del Medico, prova a fare l'azione personale, va alla conclusione e gran gol del numero 4 dell'SPV che ha insaccato al termine di una bella azione personale. Quindi Brando Del Medico anche lui sul tabellino dei marcatori, gol che è venuto al 14° e 16 secondi. Parte l'SPV con Del Medico, prova a fare l'azione personale, va alla conclusione e gran gol. A un certo punto invece ha visto che c'era la possibilità, è entrato in area, bella azione. Sì, anch'io subito pensavo si fermasse perché avevo visto un po' frenare. Invece è entrato, ha scartato bene l'uomo, ha piazzato bene la pallina, proprio un bel gol, anche un po' di carattere. 4-1 il risultato, quindi con 4 marcatori diversi per quanto riguarda la formazione di casa: Francesco Poletti, Bicicchi, Del Medico e Cortesi. Gioco fermo, 10 minuti e 44 da giocare, deve mantenere la concentrazione alta l'SPV perché 3 gol di vantaggio sono sicuramente un buon capitale, ma e qui chiamo in soccorso Riccardo Biancucci. 3 gol di vantaggio sono un buon capitale, però è ancora troppo presto per essere contenti. Sì, sicuramente sappiamo che l'hockey è uno sport che fino all'ultimo secondo le partite sono aperte e poi, come si diceva anche prima, in una pista piccola come quella basta veramente un tiro da centrocampo per riaprire la partita. Quindi è decisamente molto presto per cantare vittoria. Dobbiamo cercare di continuare, diciamo, come stiamo facendo adesso, che gestiamo il gioco, giriamo palla con intensità e tenendo, diciamo, ecco, io non devo parlare, io, tutte le partite quando... Vabbè, nel primo tempo non c'era nessuno di voi, sicché. E quindi il gol è stato assegnato. Tenendo, diciamo, ecco, da posizione angolata, quindi gol che è venuto al 14° e 25 secondi dopo neanche 10 secondi dal quarto gol viareggino. Quindi 4-2 ora il risultato, e chiaramente un gol che, anche se l'SPV ha sempre un doppio vantaggio, indubbiamente rilancia psicologicamente la formazione dell'allenatore Tommaso Bianchi, dell'allenatore pratese, che chiaramente ci crede, come è logico che sia in uno sport come l'hockey, dove anche 2 gol di vantaggio sono tutt'altro che impossibili da recuperare in 10 minuti effettivi, quanti ne mancano alla fine della partita. Riparte Bicicchi, è rientrato Spagnuolo, si gira Del Medico, è stato
strattonato vistosamente da Barbani, quindi guadagna un fallo l'SPV, il sesto fallo di squadra del Prato, 4 quelli commessi dai viareggini. 9 minuti e 54 secondi da giocare, 4-2 il risultato in favore della formazione di casa allenata da Alessandro Martini. Francesco Poletti, da questi a Del Medico, poi ancora Bicicchi, più in pressing la formazione del Prato, un tipo di atteggiamento tattico che, se non si fanno errori, potrebbe consentire, infatti rigore indiscutibile, si era presentato, fanno errori, potrebbe consentire infatti rigore messo giù, e quindi c'è il rigore a favore del Prato, che si incarica di battere Baldesi, a conferma che l'hockey è uno sport imprevedibile. Vediamo Baldesi contro Poletti, palo e poi gol, palo e rete di Baldesi, che quindi riporta una sola rete il Prato, quindi prevedibile. Vediamo Baldesi contro Poletti, palo e poi gol. Come direbbe Massimo Mariotti, adesso l'inerzia della partita è passata tutta a favore della formazione del Prato, che nel giro di poco più di un minuto ha ridotto al minimo il proprio svantaggio, annullando 2 delle 3 reti che l'SPV aveva costruito come vantaggio. Quindi ora la squadra di Martini si trova a dover ritornare a gestire un vantaggio minimo, prova a liberarsi Spagnuolo, niente di fatto, comunque ancora possesso di palla, indietro per Del Medico, autore della 4ª rete viareggina. Poletti, c'era un intervento abbastanza deciso di Baldesi, l'arbitro credo che abbia concesso la regola del vantaggio, poi la conclusione di Spagnuolo e termina l'azione viareggina, il tempo concesso all'azione viareggina. Dalla parte opposta Baldesi, c'è un pasticcio nella difesa viareggina, ci mette una pezza Filippo Poletti, e poi c'è, in un primo tempo ci mette una pezza e poi però il pasticcio prosegue. Opposta Baldesi, c'è un pasticcio nella difesa viareggina, ci mette una pezza, time out chiesto più che giustamente da Alessandro Martini, con l'SPV che al 16° e 36 secondi si trova addirittura in parità dopo aver condotto per buona parte della partita. Diciamo che Alessandro Martini non è particolarmente contento di questa situazione, e partita più che riaperta. Partiamo con Biancucci. Come si stava dicendo, basta un attimo per ribaltare la partita, e così è stato. Ovviamente ancora è lunga, sia in senso positivo che in senso negativo, nel senso che si fa in tempo a vincere e a perdere. L'importante è non scoraggiarsi, che ovviamente non è facile, perché passare da comunque un buon vantaggio a pareggiare è una cosa che sconforta, però è fondamentale che adesso restiamo su con l'animo e facciamo vedere che insomma ci siamo ancora. Allora, vediamo se ci sono intanto modifiche. È entrato Cinquini, quindi il quintetto dell'SPV: Cinquini, Bicicchi, Spagnuolo e Francesco Poletti, con Filippo Poletti fra i pali. Fa il tiro di Francesco Poletti, c'è un fallo su Santoro commesso dalla formazione viareggina, che non ha ancora assorbito l'1-2-3, se così possiamo dire, del Prato, che dall'1-4 nel giro di pochi minuti si è portato in parità, anche con qualche responsabilità viareggina, in particolare l'ultimo gol. C'era stata una mischia pasticciata in aria, sbrogliata una prima volta, e poi ancora, invece di allontanare la pallina in una zona sicura, c'è stato un insistere nel pasticcio, e al secondo tentativo il Prato ha fatto centro. Quindi 4-4 il risultato, tutto da rifare, con 7 minuti e 45 da giocare. Per il momento non siamo, intanto una conclusione con la deviazione di Cinquini davanti alla porta, finisce fuori dello specchio della porta difesa da Vespi. Dalla parte opposta Poletti recupera,
va alla conclusione centrale, para Vespi, prova la conclusione dalla parte opposta Capuano, poi la conclusione, c'è un po' di confusione in pista con interventi alla disperata anche, niente di fatto ancora per il Prato, recupera Cinquini, si gioca più sull'agonismo e sulla tensione nervosa che sulla tecnica in questi ultimi minuti, sia da una parte che dall'altra, perché a questo punto il Prato pensa anche logicamente e legittimamente alla vittoria, mentre la SPV da una parte deve ripensare al vantaggio sprecato e dall'altra deve cercare di portare a casa un risultato che comunque le faccia in ogni caso muovere la classifica, anche se insomma per come si erano messe le cose e soprattutto anche a livello di gioco la squadra viareggina aveva dimostrato fino al 4-1 di meritare il vantaggio. Comunque rivediamo ancora 6 minuti e 22 da giocare con il Prato che va avanti con Valdesi, da questi a Santoro ha di fronte Francesco Poletti, poi Capuano, blocco accennato di Barbani, conclusione sul fondo, deviata, mi sembrava anche a me che fosse stata deviata, secondo me ha ragione l'arbitro a affidare la rimessa al Prato, deve essere rimessa però dall'angolo interno alla sinistra di Poletti. 6 minuti esatti da giocare, 4-4 risultato, 6 falli di squadra commessi dal Prato, 5 dall'SPV. Gioco fermo, fallo numero 6, parità anche nei falli di squadra adesso, 6-6. Il sesto l'ha commesso adesso la squadra viareggina. Rimessa in gioco Capuano cerca di far arrivare la palla al centro, Santoro la conquista ma c'è pochi secondi, non c'è tempo, non riesce a finire l'azione, riparte la squadra di casa che ha ora a sua volta 45 secondi da gestire. Questi tiri a metà pista non sono il massimo per gestire bene la pallina, anche perché consentono delle ripartenze fulminee agli avversari che già in altre circostanze hanno saputo sfruttarle. Si libera bene Valdesi, poi va sul fondo attaccato da Bicicchi che poi toglie la pallina, serve per Cinquini, ancora Cinquini attende che arrivi sulla metà pista Poletti, c'è un fallo in zona d'attacco dell'SPV e quindi è il settimo fallo di squadra commesso dall'SPV, che ha commesso adesso un fallo in più rispetto al Prato, quindi si avvicina anche se mancano 5 minuti alla fine, ma si avvicina anche la possibilità del tiro diretto del 10° fallo. Ne mancano 3 al Prato per usufruirne uno a proprio vantaggio e ne mancano 4 all'SPV perché il Prato è a 6 falli di squadra. Gestisce Barbani, palla a tiro accompagnato, recupera Poletti, si sposta in avanti e c'è il gol, un gol rocambolesco con la conclusione di Poletti. La pallina che aveva colpito la balaustra, o meglio la protezione dietro la porta, è stata recuperata da Spagnuolo che recupera Poletti, si sposta in avanti e c'è il gol di Vespi, portiere del Prato, e quindi è finita in rete, per cui la rete è assegnata a Mattia Spagnuolo. Gol che è arrivato al 20° e 28 secondi, azione molto confusa che però consente all'SPV di ritornare avanti. Un gol abbastanza rocambolesco, però l'importante è che la pallina vada dentro. Certo, alla fine la bellezza non conta, ma conta l'efficacia, e è stato efficace. Alla fine secondo me è stato anche intelligente, perché comunque dalla posizione in cui era fare gol non era facile, invece l'ha fatta picchiare addosso al portiere per poi farla entrare. Secondo me l'ha fatta apposta, poi sai, bisognerebbe sentirlo dire da lui. Allora vediamo, ci aspettano 4 minuti e mezzo abbastanza infuocati, con Cinquini che recupera la pallina per l'SPV. Cinquini, un po' forte il passaggio per Poletti che comunque riesce a gestirlo,
vediamo un po' quel che riesce a fare. Ora in pressing logicamente il Prato, Poletti deve cercare di sfruttare questo pressing per le proprie ripartenze la squadra viareggina. Gioco fermo, rimessa a 2, decreta l'arbitro. Vediamo chi saranno gli incaricati, sono Capuano e Cinquini. Siamo a 4 minuti da giocare ancora questa partita, con il risultato di 5-4 in favore dell'SPV. Conclusione, poi stavolta Poletti è bravo, invece di aspettare i compagni allontana subito la pallina Filippo Poletti, poi dalla parte opposta troppo precipitoso Francesco Poletti, che poteva anche andare avanti in proprio e aspettare poi dopo il piazzamento. È rientrato Cortesi, che ora va addirittura in posizione avanzata. Vediamo, battuta la punizione, 3 minuti e mezzo da giocare, ancora avanti l'SPV che porta la sfera avanti con Poletti, Cortesi, ancora Poletti, controllo difettoso, recupera Capuano, ancora Capuano, riparte per i suoi, supera la metà pista, attaccato da Poletti, secondo me c'era fallo, l'arbitro comunque lascia correre e quindi è ancora l'SPV. Adesso c'è un fallo di Baldesi e questa volta secondo me la decisione dell'arbitro è giusta, perché era un fallo da Tergo, anche se comunque lascia correre, e quindi è ancora l'SPV. Adesso c'è un fallo, il fallo su Francesco Poletti, quindi tiro diretto per l'SPV. Vediamo chi sarà l'incaricato di batterla. Può darsi che sia proprio lo stesso Poletti, che riesce a mantenere il proprio posto in pista. Vediamo se decide di uscire o no, vediamo un po'. Insomma, abbastanza dolorante Francesco Poletti. Allora, Francesco Poletti è l'incaricato. 3 minuti e 11, non c'è, no, c'è un po' di, allora, time out chiesto dall'SPV, anche perché bisogna provvedere alla panchina puniti che al momento è assente. Viene reperita una sedia per far sedere il giocatore che deve scontare 2 minuti di squalifica, quindi potrebbe rientrare a 1 minuto e 11, e quindi prima del tiro diretto di Francesco Poletti il time out che è stato chiesto da Alessandro Martini. È una pallina un po' pesante questa, perché a 3 minuti e 11 riuscire a andare in doppio vantaggio Giovanni Pesavento potrebbe essere molto importante. Sì, palline ferme sono sempre determinanti, in questo caso in cui eri in vantaggio prima, poi pareggio e ora ancora in vantaggio di 1, può essere, diciamo, un tagliagambe per il Prato, e quindi bisogna essere bravi a sfruttare anche questa palla ferma. Ricordo che chiaramente nel caso che non venisse trasformato il tiro diretto, comunque l'SPV avrebbe 2 minuti di superiorità numerica, quindi potrebbe arrivare anche a 1 minuto e poco più dalla fine con l'uomo in più. Francesco Poletti contro Francesco Vespi. Vediamo se Poletti opterà per il tiro diretto o per muovere la pallina e andare a cercare di superare il portiere. Tutto pronto, parte Poletti e è bravissimo Vespi a deviare con il guantone, quindi superiorità. Parte Poletti e è bravissimo, vediamo, quindi deve assolutamente gestire nel modo migliore la squadra viareggina. Il modo migliore vuol dire magari non tanto andare a cercare a tutti i costi il gol, ma soprattutto non consentire nulla agli avversari in questi meno di 2 minuti ormai, perché circa metà sta passando il tempo, metà della superiorità, e
intanto il tempo passa e sono anche abbastanza lontani dalla conclusione. Ha recuperato comunque 45 secondi per la respinta del portiere, poi c'è Cinquini, si gioca molto sull'agonismo, vediamo il Prato con Barbani mette palla dove però non era arrivato il numero 21, il secondo fratello Capuano, meglio il numero 3 al momento è fuori, è Alberto Capuano. Allora ancora la SPV in possesso di palla, Cortesi, Poletti, grande chiaramente la tensione e soprattutto l'attenzione innanzitutto a non sbagliare per quanto riguarda la squadra viareggina, che è quella che conduce. Dovrebbe mancare circa una ventina di secondi alla fine della superiorità numerica dell'SPV. Prova la conclusione, gran conclusione di Francesco Poletti, parata di Vespi, e dovremmo essere a tiro con il rientro. No, gioco fermo, è rimasto dolorante a terra un giocatore del Prato che è andato a sbattere contro la balaustra di protezione dietro la porta, o meglio in fondo alla pista dalla parte dell'SPV. Comunque sembra in grado di poter riprendere il gioco, sì, meno male, niente di particolarmente grave per Alberto Capuano. Ultimi 2 secondi, come forse avete sentito, di superiorità numerica per l'SPV, che deve rimettere in gioco dalla riga centrale della pista. Terminata, parità numerica di nuovo, e quindi 1 minuto e 5 secondi da giocare con l'SPV che deve gestire il gol di vantaggio, e come vedete è sfida a tutto campo per cercare di strappare la pallina ai viareggini. Intanto c'è il fallo di squadra numero 7 commesso dal Prato, quindi SPV con palla in zona d'attacco a 57 secondi dal termine. Cinquini serve Francesco Poletti, più che andare a tirare bisogna cercare di gestire la pallina, anche se poi comunque non basterà per arrivare alla fine del tempo. Francesco Poletti ancora, 18 secondi, Cinquini schiacciato vistosamente alla balaustra, Cinquini da Capuano, e quindi arriva l'8º fallo di squadra del Prato. Sta giocando l'SPV come deve, cercando di costringere al fallo gli avversari, e così sta succedendo, quindi è passato un altro po' di secondi, ne manca adesso 39 alla fine, però ne mancano anche 10 al termine dell'azione dei viareggini, con Francesco Poletti che si riporta avanti, si presenta davanti alla porta, para Vespi, bella azione di Poletti, e si riprende con una pallina a 2 e mancano 29 secondi, ancora con l'SPV in vantaggio per 5 reti a 4, quindi difficilmente arriveremo al 10° fallo, perché sono 8 quelli del Prato, 7 quelli dell'SPV. Gioco ancora fermato chiaramente in questi frangenti di grande tensione, il gioco come vedete è enormemente spezzettato, e a questo punto l'SPV può gestire la pallina fino alla fine se ce la fa. La recupera il Prato, la recupera poi Cinquini, ancora il Prato, 20 secondi, Baldesi alla conclusione, ribattuta, recupera Poletti, 15 secondi, ancora Poletti in possesso di palla, perde la sfera ad opera del Prato, 9 secondi, ancora il Prato ci riprova, Barbani, fermata la conclusione con Bicicchi, poi molto bello l'intervento di Francesco Poletti, 1 secondo, finisce, è la prima vittoria per l'SPV Group in questo campionato di Serie A2, 5-4 risultato finale, e l'SPV che aggancia a 3 punti il Prato. Riepiloghiamo i marcatori: nel primo tempo vantaggio di Bicicchi al 6°, poi dopo una traversa di Baldesi il pareggio di Santoro al 22° e il nuovo vantaggio di Poletti. Inizio di secondo tempo, il break viareggino che sembrava decisivo con il 3-1 di Cortesi al 6°, il 4-1 di Del Medico al 14°, poi c'è stato il 4-2 di Santoro al 14,25, il 4-3 su rigore al 15° di Baldesi, il 4-4 di Barbani al 16° e poi il gol partita di Spagnuolo al 20°, dopo che successivamente c'era stato il tiro diretto parato a Francesco Poletti e i 2 minuti di superiorità numerica passati senza
altre segnature. Quindi ripeto il risultato finale: SPV Group AS Viareggio Hockey batte Prato 5-4. Ringrazio Riccardo Santucci e Giovanni Pesavento per la collaborazione, e da Giulio Arnolieri è tutto. Ringrazio anche per la regia Walter Cortesi e per le riprese Gabriele Bandini. Grazie, buona serata, alla prossima.